L'allarme alla piscina di via Giuriato nel quartiere San Pio X è scattato verso le 9, mentre iniziava la giornata di animazione dei centri estivi per circa un centinaio di bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Gli addetti alla sanificazione delle acque dell'impianto stavano rabboccando i serbatoi. Qualcosa però è andato storto e si sono sprigionati gas tossici. Immediato è scattato l'allarme e l'evacuazione immediata della struttura. I bimbi sono stati immediatamente accompagnati all'esterno fino al vicino parco, ma 15 persone sono rimaste intossicate. Sul posto si sono precipitati i genitori, comprensibilmente preoccupati. Lui ha 8 anni. Sì. Non è stato tra quelli coinvolti? No, perché lui viene qua per fare il centro estivo, niente. È preoccupata? Sì, perché mio figlio è solo uno. Adesso io vai a vedere lui, ma sono un po'... Grazie. Ci hanno detto di uscire, uscite e noi abbiamo preso e siamo usciti il prima possibile. Ci siamo allontanati dalla struttura e abbiamo chiamato prima possibile l'ambulanza e abbiamo assistito. Da una parte io e altri animatori siamo stati ad assistere le persone e l'altro gruppo si è allontanato. Ecco, quelli che sono stati coinvolti, che sono stati più lì un po' intossicati, chi erano? Degli animatori che collaborano col gruppo e alcuni bambini. Un paio di bambini avevano un po' di schiuma alla bocca. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze del SUEM. I sanitari hanno prestato le prime cure e hanno trasportato al pronto soccorso 9 adulti e 6 bambini. I sintomi presentati sono sintomi leggeri che non destano preoccupazione. Sono stati trattati prontamente sul posto e hanno presentato una sintomatologia che va dall'irritazione cutanea all'irritazione del congiuntivale all'irritazione delle prime vie aeree, cioè lacrimazione, senso di secchezza della cute e tosse. I pazienti sono stati portati per sicurezza al pronto soccorso di Vicenza e qua sono in stato di osservazione. Ad indagare sul preoccupante episodio gli agenti della questura, i tecnici ARPAV e i vigili del fuoco che hanno lavorato tutto il giorno, facendo intervenire anche le squadre NBCR da Mestre. Al momento la struttura è chiusa in attesa della venuta bonifica.